Benvenuti a tutti a questo evento che in qualche modo prelude a quello che avverrà il 6 novembre, quando penso ci rincontreremo ancora tutti insieme per aprire la grande mostra dedicata ad Hayez. E proprio a Brera, nella grande pinacoteca vanto della nostra città, è conservato uno dei quadri più celebri dell'intera storia dell'arte, Il bacio di Hayez. Una fama che probabilmente ha oscurato anche quella dello stesso pittore, perché è un quadro che ha un valore sentimentale, però ha anche un significato politico, perché rappresenta l'Italia. È un'opera che festeggia la nascita della nostra nazione, la nascita dell'Italia. Poi in mostra voi troverete una grande sorpresa, perché dopo il primo bacio di Brera Hayez ha dipinto altre due versioni di questo soggetto, una nel 1861 che è il bacio con l'abito bianco, e poi arriva da molto lontano, da New York, dall'America, il terzo bacio del 1867, in cui Hayez ritorna a rappresentarlo con l'abito azzurro. Il patrimonio artistico di Intesa San Paolo ora è concentrato nei tre poli museali di Napoli, Vicenza e Milano, ma si può dire che parte del patrimonio è ancora legato alle filiali, collezioni che in Italia rappresentano una realtà molto importante. Milano è stata la vera capitale dell'editoria, della musica e dell'arte, e questa mostra penso che lo dimostrerà una volta per tutte.